Buondì cari amici di Maratona Veneta, la parola di ancora, l'espressione di ancora, la se verbi frasai. Cosa sei sti verbi frasai? Se che visto studiare la grammatica della lingua italiana, non ne avevi mai sentito parlare, perché in sull'italiano noi che sei, anche se dopara. Perché in tel tempo sta caratteristica la è entrata anche in l'italiano, ma non fa mica parte del toscano. Verbi frasai, cosa sei? È quei che, sto nome quasi mutuato dalla grammatica inglese, dove che hai phrasal verbs. Cosa sei i phrasal verbs? È dei verbi normali, assolutamente generici, tipo fare, mettere, dare, e dove che se che sonta vicino a una partecella direzionale, tipo su, so, vanti, indrio, rento, di solito queste qua, e così si moltiplica i significati. Per esempio, facciamo l'esempio col il verbo far, ecco. E ora, far su vuol dire, e ora, questo è un verbo base, far, e dopo che se vicino a partecella direzionale mettiamo che sia far su. Cosa vuol dire far su? Sappiamo tutti se fa su il porseo o maschio, come che vuoi chiamare, se fa su una casa, boh. Se poi, non so, far so i capussi, ora se è tagliare i capussi. Se poi, non so, è famoso esempio, metter rento, no? Cosa sia metter rento? Inserire, ma ora forse non è mia frase, ma quando si dice metter rento, io che ho messo rento, le andai in preson. Ecco, cosa è un verbo frasare? È un verbo che il suo valore è superiore alla somma dei componenti, di solito si specializza e di conseguenza in Veneto si può dire far su il maschio o far su il porseo, cosa che invece in italiano non è possibile fare perché non si può dire fare sopra o fare su una casa. Te guarda e ti dice cosa che è tu dito. No, ecco perché in italiano queste robe non si può fare. In Veneto sì, in inglese è la stessa roba. Tanto è che anche in inglese, se uno studia la strutturazione dei verbi frasai, c'è tante somiglianze. Adesso sotto il video qua non si può mica impiantarsi, bisogna fare un'analisi seria e completa. Ma la roba interessante è che tante volte, a parte se è direzionale che doparemo ni altri, la è la stessa che viene doparata dall'inglese. In te stesso contesto e con stesso significare. E a volte, oltre P, che se le forme frasae dei verbi, come si dice, dei esonte, delle modalità tipo frasae, dunque sontando una partisea, che in realtà è solo rinforzative del verbo che non è più un verbo generico, ma un verbo specifico. Ne viene l'esempio di tasi su, no? Cioè, sa tasi è un imperativo, lei è a posto. Dire tasi su è come si dice, lei è una formazione frasae, come frasaisà, che va a rinforzarne il significare del verbo che già del suo è il significato corretto. Sto qua non è mia dunque un verbo frasae vero e proprio, ma è una forma, una struttura frasae a fini, potremmo dire, di enfatizzazione, perché tasi è tasi, e tasi su è una roba ancora più intensa. Dunque la forma frasale la va a intensificare, un verbo che esagga la semantica sua propria specifica, invece un verbo con la semantica generale come far, mettere o anche magnar, per sé il famoso magnar fora, no? O ciappar gerento, se io dico in italiano ci ho preso dentro, uno non vedo che l'interprete cosa che potrebbe essere che abbia detto, ma di sicuro non pensa che ho approfittato dell'occasione, no? Ciappar gerento sarebbe una possibilità per tradurre direttamente in veneto carpe diem in latino, ciappa gerento. E di conseguenza, dicevo, il verbo frasare, vero e proprio, è fatto da un verbo che del suo ha un significare massa generico e che specializzando con far su, far so e altre particelle direzionali, mettere rento, mettere via, mettere su i risi, mettere rento uno, non so, mettere rento come inserire, quindi metti rento a chiave dentro a serratura o io che ho messo via e io che ho messo in preson o altri posti.
Capito? Verbi frasai, in Veneto se normale farli, abbiamo la possibilità di adoperare tutti dopo. Potremmo dire far su, ma potremmo anche dire costruire, per esempio. L'italiano tendenzialmente è solo il verbo, come possiamo chiamarlo? È il verbo proprio, e noi invece abbiamo la possibilità di un parallelo facendo con un verbo frasare, come che fa l'inglese, che ha esattamente la stessa concessione, lo stesso ragionamento. Questa roba qua è una roba che per esempio non è mia neanche in spagnolo, non è in in italiano, non è in francese, però è in inglese e anche in veneto. Quando si dice il veneto non serve a niente, o oggi bisogna imparare l'inglese, pensate che un veneto, i verbi frasai, li ha dentro in core, perché li ha sul veneto, e impararli sì, saperli conoscerli, impararli, capirli in inglese diventa più facile, perché insomma, da che c'è a te che senti esatto tuo. Bon, anche per quello che abbiamo fatto, siamo arrivati qua, manca 28 puntate della nostra maratona Veneto, dunque manca esattamente 4 settimane e gli altri se vediamo domani con la nostra maratona.